Bella raga, ciao a tutti dal Comendone Veneziano, siamo su MotoGP 18 ragazzi, ho comprato questo gioco, lo voglio provare, speriamo insomma sia migliorato rispetto alle edizioni precedenti che ormai erano un po' standardizzate. Allora Fio, siamo qua, veramente stiamo cominciando, siamo nella categoria rookie della KTM e niente, allora c'è un cazzo da guardare per il momento, questo è il mio pilota, un bel uomo. Allora, come opzione di gara intanto facciamo così, ho messo 3 giri perché in sta categoria sinceramente vorrei sbrigarmela veloce, qualifica e gara, difficoltà proviamo con 90%, speriamo non sia impossibile, meteo variabile, danni realistici, consumo gomme attivo, scusate, gestione partenza attiva, regolamento ufficiale. Aiuto alla guida, intanto metto livello fisicale normale perché devo un po' abituare, freno automatico disattivato, freni congiunti attivo, aiuto fuori pista disattivato, in carena attivo, traiettoria solo curve, trasmissione semiautomatico, rewind disattivato. Vediamo la figura che facciamo, se è troppo difficile perché ragazzi è un gioco datato, chiaramente cambiamo livello. Iniziamo la gara, tanto mi sparo le qualifiche da solo così prendo un po' la mano. Beh ragazzi, siamo qualificati al quarto posto, alla fine non male, adesso vediamo cosa combiniamo. La paura è tanta. Vai. Go. Ragazzi, i soprannomi in questa categoria saranno un po' difficili perché questa categoria rookie voglio usarla solamente per... Beh, tanto c'è Cook. C'è Cook. Come si dice? Pene massimo, raga, pene massimo. Dai, che iniziano le cose aggressive. Vediamo cosa riesco a fare. 90-120 è già un buon livello come difficoltà, bisogna capire. Chiaro che giocavo a difficoltà massime senza... con la fisica pro e quasi senza aiuti, ormai ho giocato da un bel po' a MotoGP, quindi sono abbastanza arrugginito. Devo riprendere traiettorie. Ok, intanto siamo terzi. Mi piace anche la grafica, non dire che graficamente i passi avanti ci sono, Per il gameplay dobbiamo aspettare un po', ragazzi. È un po' troppo presto. Il livello di difficoltà mi sembra giusto per adesso, perché comunque devo riprendere la mano di parecchio. No, questa è una curva presa abbastanza male, infatti sto rischiando il sorpasso da parte di Yamanaka. Il terzo posto me lo tengo stretto alla prima gara, sinceramente, appunto un livello di difficoltà già non scarsissimo. No, mi infilano bene. C'è anche Carrasco, ragazzi, dall'Atletico alla moto. I primi due stanno volando, però. Prova l'internazio, sono tornati l'internazio. Talentissimo tornato. Mamma, sei tornato. Beh, non stiamo guidando proprio iper male, siamo con fisica normale però, questo dobbiamo sempre ricordarlo. Perché i primi due mi stanno distruggendo. Mamma mia ragazzi. Stanno massacrando i primi due, è una cosa quanto imbarazzante. Questo non l'ho presa per niente bene, infatti perdo quasi 2 posizioni, dai cazzo lo voglio il podio. Ecco le quale sportellate, rischio di cadere. Ecco che inizia, ecco che si comincia, ecco che come comincia. Carrasco ne approfitta e supera sia veneziano che il giapponesino. Tanti sorpassi, vediamo. Stiamo mantenendo la terza posizione in maniera abbastanza difficile, quelli che con i denti. No. I due sono veramente volati,
qua mi superano entrambi, sono da terzo, passo quinto, mamma mia sarà durissimo a finire ai terzi. Se voglio il terzo posto ho paura che devo prendermi dei rischi. Attenzione Carrasco. Carrasco ne sta approfittando in maniera abbastanza arrogante, il come fa sbaglia. Qualcuno rischia anche tanto, ma supera Khan. Qua la prendo male. Devo prendere la scia. Si inizia subito a quel botto, subito gara tesissima. Ma chiude bene, però Carrasco ormai sembra proiettato verso un podio immeritato a mio parere, perché ha approfittato nell'ultimo giro di qualche debolezza comundiana. Però ci siamo raga, ci siamo tornati, la cosa è abbastanza ufficiale. Quanto sorpassi comunque raga. Ormai Carrasco ha preso. No, che errore. Questa è una curva che odio, la fatalità di Jorge Lorenzo. No, non posso perdere questo tempo. No, non ci credo. Ho perso 3, non so quante posizioni. Mamma mia, ultima curva disastrosa. Settimo posto, ma dai, però dai, ci stiamo riprendendo abbastanza bene. Ok, livello 2, livello 3. Buono. C'è il bambino, ha vinto. Campionato piloti, settimi. Dai, chiaro. E saliamo di livello. Perfetto. Quello di oggi è un risultato molto positivo. Ottimo. Dai, sono contenti, questo è importante. Molto, sto bambinetto. Ok ragazzi, okay, dai, diciamo che per oggi chiudiamo con questo video, così almeno presentiamo un po' la carriera. Spero possa interessare, perché insomma come MotoGP ha fatto un po' la storia, nel senso avevo cominciato ancora anni e anni e anni fa. Niente raga, un saluto dal commento veneziano, alla prossima, ciao!